Un salotto letterario oggi sui 5 finalisti del Premio Campiello. Sì, è vero, cerchiamo di tenere vivo questo appuntamento che ormai è diventata una tappa fissa nel percorso di avvicinamento a quella che sarà poi la serata di proclamazione del finalista del Premio Campiello. È un incontro di imprenditori e imprenditrici che si confrontano sullo scambio di opinioni sulla cinquina dell'anno in corso. È un momento di coinvolgimento in cui è simpatico vedere come un imprenditore, come un'imprenditrice che fa tutt'altro nella vita, riesce ad affrontare culturalmente e in maniera anche personale il libro, che è una novità perché la cinquina è appena uscita e quindi l'ha studiato, tra virgolette, durante la pausa estiva e lo racconta ad altri imprenditori e ad altre imprenditrici che anche loro nel frattempo, molti di loro hanno letto la cinquina, quindi si confrontano mentalmente con le loro opinioni personali e le opinioni del lettore o della lettrice che in quel momento stanno rappresentando il libro in questione.